Anni per l'anniversario della Grande Guerra. Oggi a Venezia presentate parte delle iniziative, mentre venerdì è previsto a Bassano la costituzione del comitato. Non solo per ricordare, ma per guardare al futuro. Si potrebbe sintetizzare così l'obiettivo del progetto per il centenario della Grande Guerra, presentato oggi a Venezia in vista dell'incontro in programma venerdì a Bassano, convocato per costituire il comitato dei soci partecipanti, organismo che avrà il compito di riunire tutti i soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività. La Grande Guerra ha coperto con reperti, storie, forti, camminamenti, anche ossari, praticamente a metà Veneto. Vogliamo quindi presentare quella storia che ha costruito l'Europa rispetto alle memorie che ha lasciato e a un progetto per i giovani del futuro. L'assessore al turismo Marino Finozzi ha annunciato che si inizierà con la promozione già nel 2013 per fare conoscere il progetto, specie in quei paesi che hanno avuto caduti durante il conflitto, sepolti magari in qualcuno dei tanti cimiteri di guerra presenti in Veneto. Gli ambiti d'azione sono 3: tutela e valorizzazione delle tracce ancora presenti in Veneto con la formula dell'ecomuseo, una ricerca storico-scientifica e una serie di eventi per il centenario. In questi giorni si fa un gran parlare dell'addio dei comuni ad Equitalia, della nascita di Equi Veneto.